Vicepresidente Bolzanello, quest'oggi un incontro per cercare di capire quale potrà essere il futuro del Tribunale fallimentare di Pordenone. Che cosa è emerso dalla riunione? Quale potrà essere il ruolo della Regione e degli attori protagonisti di quest'oggi? Ma qui il tema non è il ruolo della Regione o il ruolo del Comune o dei comuni, il tema o delle categorie economiche o delle categorie professionali. Il tema è complessivo, cioè nel senso che questo è una inaccettabile situazione dove uno dei territori dal punto di vista produttivo più importanti d'Italia, ricordo che Confindustria Pordenone è fra i primi 15 Confindustrie italiane, sono le Confindustrie nel club dei 15 e quindi per presenza di aziende siamo a un livello altissimo, si vede un territorio, penalizzato rispetto al tema dei servizi legati al fallimentare e questo non è accettabile. Quindi abbiamo deciso assieme di andare alla costituzione di un gruppo di lavoro che comprenda le categorie economiche, le categorie professionali, accompagnati da Regione e Comune, proprio per capire e per dare sostanza ai parametri, ai dati che sostengono appunto questa tesi. E con questo documento andremo poi a discutere con il governo e con tutti coloro che dovranno applicare poi la legge delega attraverso i decreti attuativi e su questo andremo a cercare di mantenere questo presidio fondamentale per la legalità da una parte e per i servizi dall'altra, per i cittadini e per le imprese del territorio pordenonese.